30° anniversario delle giornate FAI di primavera, un'opportunità per riscoprire i siti che non sono normalmente fruibili, ma anche un'occasione per riaccendere la speranza. Assolutamente sì, proprio riaccendere la speranza, indicare la luce oltre la pandemia, oltre la guerra e anche oltre la crisi climatica. Abbiamo 1000 giovani che nelle strade saranno con noi e accompagneranno anche i visitatori tra Agrigento e Favara, e questo è un passaggio importante perché vogliamo investire sulle nuove generazioni. Tra i beni aperti, 10, tutti eccezionali, mi piace citare sicuramente l'alloggio prefettizio e la Scala Reale nel palazzo in cui siamo, e poi ancora salire verso la questura in maniera tale da vedere il museo che racconta un po' la storia della Polizia di Stato ma anche del palazzo Beppe Montana, e poi ancora saliamo verso il centro storico, il palazzo della Camera di Commercio, il Circolo Empedocleo, per poi scendere verso il Giardino Botanico, un'altra apertura eccezionale legata al Libero Consorzio, e ancora scendiamo verso la Colimbetra e poi con il treno storico raggiungeremo anche il Tempio di Vulcano. Questo per parlare di Agrigento. Spostandoci poi a Favara, il museo legato al barone Mendola, che era in contatto anche con Charles Darwin, e poi anche il volto di Sofia che troviamo all'interno del castello e ci riporta a 6000 anni fa, e ancora il Human Forest per parlare di ambiente, il Palazzo Miccichè legato alla Farm. Quindi vi invitiamo tutti a partecipare, a iscrivervi ovviamente anche al FAI. Saranno giornate eccezionali, 26 e 27, dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 18. Giornata FAI di primavera, fruibile anche il giardino della Colimbetra, cosa ci aspetta? Vi aspetta innanzitutto un giardino colmo di frutti. Le giornate di primavera cadono nella stagione in cui il giardino veramente mostra il volto più bello, è colmo di agrumi che ricordiamo sono tantissimi, antichissime varietà, e al giardino vi aspettano esperienze chiaramente all'aria aperta, quindi laboratori per bambini, la visita di cui ci parlerà Giuseppe Pilato sul racconto, sul recupero del bene, ed infine la visita negli ipogei, i nostri percorsi sotterranei che uniscono il giardino a Porta Quinta, e quindi le attività sono tante. Dobbiamo innanzitutto riappropriarci dei nostri spazi. Il percorso suggerito è un percorso nel tempo e nello spazio, direi, nel senso che racconterò come è nata questa iniziativa, il coinvolgimento del FAI e come un sogno che avevo elaborato tantissimi anni fa, grazie al FAI è diventato una realtà importantissima per tutto il territorio. Il giardino naturalmente è tornato dopo 20 anni a splendere e il significato di questa visita è proprio celebrare 20 anni di lavoro, di passione che tutti quanti noi abbiamo versato in questo luogo che ha recuperato la sua bellezza, ma come diceva Federica prima, anche la sua capacità produttiva, quindi un giardino bello e carico di frutti, quindi estremamente utile. Sarà quindi un racconto di come la bellezza è stata recuperata e sarà l'occasione per ritornare a viverla dopo 2 anni di lontananza tra le persone e questa terra, questi alberi che noi abbiamo così tanto recuperato, con tanto amore recuperato. Torniamo al giardino della Colimbetra, torniamo a vivere questo sentimento di bellezza straordinario, specialmente in questo periodo che è davvero gravato dalla pesantezza di una guerra terribile che ci rattrista tutti quanti. Ritroviamoci quindi in questa bellezza per resistere anche alle brutture del nostro tempo e guardare con fiducia al futuro, un futuro di pace.